ciclista muore sul Ponte della Libertà in direzione Venezia. Si tratta di una turista francese. È accaduto questo pomeriggio poco prima delle 17. Traffico bloccato e lunghe code. Tragedia al Mugello, muore in pista 52enne originario di Cavarzere. Nicola Sartori è morto per i gravi traumi riportati nell'accaduto dopo essere stato disarcionato dalla sua moto. Emergenza profughi, il sindaco Brugnaro striglia la Premier Merloni sull'accoglienza, bisogna agevolare l'ingresso nel lavoro dei migranti con nuove leggi, suggerisce il Primo Cittadino. Caffoni a Venezia, ennesimo tuffo dal ponte di Rialto, ma stavolta si tratta di un residente di Favaro sulla Sessantina che si tuffa completamente ubriaco tra l'applauso della gente. Torna l'acqua alta a Venezia per il maltempo con vento forte e scirocco. Il Mose è costretto a fare gli straordinari di agosto, già da questo pomeriggio prevista acqua alta anche domani. Pusher ingerisce 32 dosi di eroina con decine di ovuli nello stomaco, arrestato sabato scorso in via Piave dai carabinieri, 25enne di nazionalità nigeriana. Fervono i preparativi al Lido per l'apertura dopodomani dell'80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Domani l'arrivo della madrina Caterina Murino. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. Dunque in primo piano la tragedia che si è consumata oggi sul Ponte della Libertà in direzione Venezia, incidente mortale poco prima delle 17. La vittima è una motociclista francese che ha perso la vita cadendo per cause ancora al vaglio della polizia locale, forse scivolata a causa della pioggia. Inutili tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del SUEM. L'incidente è avvenuto in direzione Venezia, ma le conseguenze sul traffico sono state molto pesanti in entrambi i sensi di marcia, con lunghissime code e per un certo periodo la paralisi totale della circolazione. E ancora una tragedia, questa volta al Mugello, a perdere la vita un 52enne originario del Veneziano che ha perso la vita in moto in pista. La morte in diretta sugli schermi dei meccanici che stavano assistendo alla gara, dramma ieri sul circuito del Mugello dove si stava svolgendo il trofeo Amatori 1000 classe avanzata valido per la Coppa della Federazione Motociclistica Italiana. Nicola Sartori, 52enne motociclista originario di Cavarzere, residente ad Adria ma molto conosciuto anche nel Padovano dove aveva vissuto per molti anni e dove insegnava arti marziali, è morto in un terribile incidente in pista che ha coinvolto altri 2 centauri. Nonostante i soccorsi immediati, le sue condizioni sono parse fin da subito disperate. Il pilota è morto prima di essere trasportato in elicottero all'ospedale di Careggi, dove invece sono stati ricoverati gli altri 2 piloti coinvolti che però non sono in pericolo di vita. Sartori è morto per i gravi traumi subiti nella caduta dopo essere stato disarcionato dalla moto a 3 giri dal termine della gara. L'incidente è sotto gli occhi di tantissimi spettatori e dei tecnici e meccanici che hanno assistito impotenti. Immigrati, lavoro nero, sicurezza e daspo urbani, soltanto alcuni dei temi toccati dal sindaco Brugnaro che striglia il governo di Giorgia Meloni. Lo ha fatto oggi a margine del punto stampa sulle celebrazioni per i 110 anni del Teatro Toniolo di Mestre. Gli immigrati, una fonte lavorativa per Venezia e l'Italia tutta, ma a patto che gli imprenditori li possano assumere subito senza perdersi nel groviglio della burocrazia. L'imprenditore o l'istituzione che vuole assumere regolarmente il profugo deve poterlo fare, perché sennò tu allontani la possibilità di questa persona, lo lasci nel mercato nero e questo andrà a cercarsi il lavoro in nero. Così quello che lo assumerà fa due delitti. Il primo, che condanna questa persona a un ambiente di illegalità, di non protezione sul lavoro, ma soprattutto fa concorrenza sleale a quelli invece che vogliono assumerlo. Quindi la garanzia di una casa correlata però per gli stessi sempre al lavoro. Allora l'immigrato viene in Italia, trova una porta principale, bella, grande, che dice questo è il lavoro, la casa, ti do la casa, tu vai alla casa insieme al lavoro. Tu smetti di lavorare, io ti tolgo la casa. Soltanto alcune tra le proposte e suggerimenti al governo Meloni a più riprese strigliato da Brugnaro, da cui attende l'autonomia anche per le promesse leggi sul decoro e la sicurezza urbana, dice. Se vogliamo dirla tutta, diamoci un'accelerata. Il Paese ha detto cambiamo e adesso si fanno le norme e le leggi, ma si fanno, sono passati un po' di mesi ancora, adesso
E qua adesso solleciteremo il governo, perché non si può lasciare questa roba sulle mani dei sindaci, poi tutti scaricano, poi vanno via tutti. E sul tema della casa l'idea di Brugnaro è chiara, nessuna limitazione al diritto della proprietà privata, dice. E poi bisogna far passare anche questa cosa degli espropri, degli sgomberi, degli sfratti. Cioè, se tu non paghi, e facciamo un accordo io e te, io sono dico il veneziano, perché adesso citiamo Venezia, no? C'è sempre sta roba degli affitti turistici. Il veneziano, muore la nonna, la zia, la mamma, quello che vuoi, e questo mette in affitto la casa. Non la dai ai residenti, lui, veneziano stesso, non è che sia un altro, se i proprietari, non la danno. Perché? Perché hai paura di perdere il titolo, ma non che succede in tutta Italia. Infine contro i caffoni a Venezia, metterli subito in galera facendogli pagare pure una cospicua ammenda. Ha fatto la stupidaggine, mi dice, stai in cella, vai dal giudice di pace, ti condanna una notte, domani mi dai 500 euro di cauzione, che se ci sono dei danni li paghi anche, poi torni a casa tua. Vuoi vedere se la prossima volta fai quello stupidino? Ti hanno applaudito e chiamiamo anche quello che ha applaudito, no? Cioè incitazione all'atto. Il governo non perda questa occasione contro ogni forma di populismo e si dia da fare per produrre con nuove leggi qualcosa di nuovo, industria, finanza, servizi e cultura, perché l'Italia tutta possa diventare nuovamente forza di attrazione, conclude. Ma devi costruire le condizioni burocratiche per farlo. Ascoltiamoci, siccome noi glielo scriviamo noi i provvedimenti. Un uomo di Favaro si è tuffato dal ponte di Rialto in pieno giorno e in un momento di traffico intenso sul Canal Grande, un'impresa che poteva avere conseguenze molto gravi e che invece è stata applaudita da diversi passanti. Le riprese questa volta sono addirittura multiangolari. D'altro canto non era mai capitato che un tuffo dal ponte di Rialto avvenisse alla luce del giorno davanti a così tante persone, alcune delle quali incuranti del pericolo hanno persino applaudito, e soprattutto con così tanto traffico sul Canal Grande. Questa volta peraltro il tuffatore non solo non è un turista straniero, ma è addirittura del comune di Venezia, residente a Favaro Veneto, rintracciato e sanzionato poco dopo dalla polizia locale. Marco Bellato è presidente della municipalità di Favaro. Ci dispiace che a farlo sia stato un nostro concittadino di Favaro Veneto e speriamo che venga punito con la giusta punizione e che non commetta più atti del genere in futuro. Si tratta di atti che, oltre a mettere in pericolo la persona che pone in essere certe condotte, mettono in pericolo anche l'incolumità di altre persone, perché in quel momento il Canal Grande era molto trafficato, ma soprattutto si tratta anche di atti che sono l'ennesimo sfregio alla nostra bellissima e fragile Venezia. Nel novembre del 2016 un marinaio neozelandese era morto per le conseguenze di un tuffo dal ponte di Rialto avvenuto la notte del 12 agosto e concluso schiantandosi contro un taxi acqueo. Una tragedia che non ha evitato altri tuffi, anzi il fenomeno da allora è ancora più diffuso. Il caso recente, più clamoroso, è quello di un inglese saltato dal tetto di un palazzo di San Pantaloni in Rio Novo. Ma appena qualche giorno fa, ancora a Rialto, un francese aveva attraversato il Canal Grande a nuoto da riva a riva. Secondo Sara Arco, delegata al turismo della municipalità di Venezia, è una delle conseguenze più estreme di una città talmente turisticizzata da essere oramai considerata da molti un parco divertimenti in cui tutto è concesso. Noi non possiamo pretendere dall'amministrazione che prevenga ogni singolo caso, però certo dobbiamo e vogliamo da questa amministrazione che faccia di tutto per smentire l'idea che a Venezia si possa fare tutto e che Venezia sia un parco divertimenti dove ci si può comportare in ogni modo. Come provocazione, Sara Arco ha postato nella sua pagina Facebook un cervo che si riposa placidamente adagiato in campo San Zaccaria. Ovviamente si tratta di un fotomontaggio, ma è vero che in città non manca davvero niente. Oltre ai tuffi nei canali di Venezia si pratica il nuoto sincronizzato, oppure si può scorazzare con i surf elettrici sotto il ponte dell'Accademia e infine concedersi un bagno rilassante aiutati da una gentile signora. Inarrivabile rimane il tuffo con la tavola da surf dal Ponte degli Scalzi. Le possibilità a terra sono sconfinate, dal passeggiare nudi a beneficio degli scatti di una macchina fotografica, qui siamo a San Tomà, allo scorrazzare in Vespa lungo la fondamenta delle Zattere, oppure riposarsi stendendosi in gruppo con dei teli da spiaggia in mezzo a Piazza San Marco.
Il brusco cambio delle condizioni meteorologiche, soprattutto il vento che spira sulla laguna, ripropone anche in questo fine agosto il fenomeno dell'acqua alta, e con un leggero anticipo sui tempi previsti si stanno alzando in questi minuti al Lido le barriere del Mose per proteggere Venezia dalle acque alte. Per stasera è prevista una massima di marea di 108 centimetri, ma non è escluso che le particolari condizioni meteo possano far toccare i 115 centimetri. Situazione pressoché analoga anche domani, dall'anno in cui si sono iniziate a misurare le maree eccezionali. L'acqua alta in piena estate a questi livelli si è vista soltanto il 28 agosto 1995, il 30 agosto 2020 e il 1 agosto 2023. I dati sono stati confermati dal centro maree del comune di Venezia. Un 25enne nigeriano è stato arrestato dai carabinieri di Mestre con l'accusa di detenzione di stupefacenti a scopo di spaccio. Nello stomaco aveva decine di ovuli di cocaina. A insospettire i carabinieri erano gli evidenti sintomi di disfagia, che si manifestano anche con la difficoltà a deglutire, che presentava un 25enne nigeriano fermato per un controllo a Mestre. Sospetti che, d'intesa con il pubblico ministero, hanno portato i militari a sottoporre il fermato ad un esame ecografico all'ospedale All'Angelo. Il risultato dell'esame clinico ha confermato i sospetti. Nello stomaco del nigeriano risultavano ingeriti multipli elementi ovulari. Poco dopo erano già 24 le dosi di eroina espulse dal fermato. Ne mancavano almeno altre 8. Nel frattempo il 24enne era stato arrestato. Un arresto convalidato in sede di giudizio direttissimo. Operazione della Guardia di Finanza di Treviso, confiscati beni per 676.000 euro, 4 condannati. 6 automobili, 2 partecipazioni societarie e 2 immobili a San Donà di Piave sono i beni confiscati dalla Guardia di Finanza di Treviso per un totale di circa 676.000 euro. Intervento delle Fiamme Gialle che, su delega della Procura della Corte d'Appello di Venezia, ha portato alla condanna definitiva di 4 persone per una frode fiscale commessa tra il 2011 e il 2017 in provincia di Treviso. Il provvedimento arriva a termine dell'operazione Metal Connection, coordinata dalla Procura di Treviso, che nel 2017 aveva consentito ai finanzieri del gruppo del capoluogo di bloccare un giro di fatture false per circa 5 milioni di euro e arrestare 3 persone che gestivano 5 imprese nel Trevigiano operanti nel settore della carpenteria metallica. Queste avevano emesso fatture per operazioni inesistenti ad altre aziende della marca, al fine di consentire l'evasione di imposte sui redditi e IVA per 1.700.000 euro. Le indagini avevano portato a delineare il meccanismo di frode incentrato sull'utilizzo di società cartiere, amministrate cioè da prestanomi, prive di sede e attività economica e aventi solo il fine di emettere fatture di comodo in favore di altre imprese intenzionate a pagare meno imposte. Con la condanna sono state inflitte pene per un totale di 83 anni di reclusione per reati di emissioni di fatture false, omessa dichiarazione e occultamento di scritture contabili. Intervento dei Vigili del Fuoco oggi alle 12 per soccorrere un automobilista che, dopo aver perso il controllo del mezzo, è finito in un fossato in via Annia a Porto Gruaro. Ad estrarre dalle lamiere l'unico passeggero a bordo ci ha pensato la squadra dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento, che ha poi affidato alle cure del personale sanitario la persona ferita. L'intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area è terminato intorno alle 13. Ci fermiamo per la pubblicità, tra pochissimo. Rieccoci in diretta. Fervono i preparativi al Lido per l'apertura dopodomani dell'80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Domani l'arrivo di Caterina Murino e la preapertura in Sala d'Arsena dedicata a Gina Lollobrigida. 80ª Mostra del Cinema, ci siamo, è scattato ormai il conto alla rovescia, domani a mezzogiorno l'arrivo della madrina Caterina Murino, che sbarcherà dalla D'Arsena dell'Excelsior, accolta come tradizione dal direttore del festival Alberto Barbera. In serata poi la preapertura gratuita e aperta a tutti della Kermesse cinematografica, dedicata al ricordo e all'omaggio di un'icona immortale del cinema italiano come Gina Lollobrigida, scomparsa pochi mesi fa. Anche le giornate degli autori, sezione indipendente ma che fa parte del festival, scaldano i motori, come spiega il delegato generale Giorgio Rosetti. Per una mostra che si annuncia molto bella, molto ricca, dopo un Festival di Cannes molto importante, anche Venezia potrà dire la sua con grande autorevolezza. Di questo un po' sono certo, perché Alberto Barbera ci ha dimostrato tutto il dimostrabile. Per le giornate so che la selezione sarà importante, come è stata negli ultimi 2 anni,
ma che saranno anche molto importanti tutte le attività di incontro, di dialogo, di confronti che abbiamo messo in campo quest'anno e che vanno dalle masterclass con il centro sperimentale all'accordo con l'ente dello spettacolo per un premio speciale che dall'anno scorso diamo insieme, alle giornate dell'inclusione con Isola Edipo, a un omaggio speciale fatto con la Fondazione Cartier, a una bellissima mostra sulla storia dei manifesti italiani insieme alla scuola Vancini di Ferrara. Arrivano anche le prime conferme degli star hollywoodiani che saranno presenti a Venezia nonostante lo sciopero. Ci saranno Adam Driver e Jessica Chastain, 2 colpi da 90 attesissimi dal pubblico, mentre quest'anno non vedremo su red carpet Penelope Cruz. Poche ore fa è stato per qualche ora al Lido in visita privata Bradley Cooper per testare il sonoro del suo film che sarà in concorso per il Leone d'Oro. Ma vi giuro, sarà un bel programma. Il Teatro Toniolo di Mestre compie 110 anni e li festeggia con la Fenice che riporta sulle scene ora, come un secolo fa, il Rigoletto di Giuseppe Verdi. 110 anni non sentirli, così il Teatro Toniolo di Mestre si prepara con grandi eventi a festeggiare l'importante anniversario che cade il prossimo 30 agosto, quando dalle 5 del pomeriggio, proprio dal teatro in gruppi da 30 persone, si andrà in tour gratuiti in un viaggio a ritroso nel tempo, dal Liberty fino ai percorsi medievali della città. Per conoscere innanzitutto il teatro, la storia del teatro, che poi anche la storia di una famiglia importante come quella dei Toniolo, che ha cambiato profondamente la città in quegli anni, e si arriverà alla Torre Civica, per esempio, a Via Palazzo, che sono una delle testimonianze più esemplificative, diciamo, di quel periodo. Ma il cuore dei festeggiamenti si terrà sabato 21 ottobre, quando alla sera, dalle 19:30, dal Toniolo la Fenice riporterà in scena il Rigoletto di Giuseppe Verdi, con una selezione dei brani dall'opera che oltre un secolo fa inaugurò il nuovo teatro della città. La Fenice è sempre a fianco del Toniolo. Tenete conto che Verdi ha conosciuto Mestre prima di conoscere Venezia, perché quando veniva lui da casa sua, lì dalla provincia di Parma, veniva in treno fino a qui, non c'era ancora il ponte della ferrovia, e quindi Piazza Barche per lui era il primo posto dove vedeva l'acqua della laguna. Tra l'altro Rigoletto è un'opera che ha poi avuto una storia incredibile, perché si dice sempre dell'Aida che ha inaugurato il canale di Suez, no? Ma non è vero, il canale di Suez, siccome l'Aida non era pronta perché c'era stata la guerra franco-prussiana e gli egiziani volevano un'opera di Verdi e hanno voluto il Rigoletto, che era l'opera nata a Venezia, quindi è un'opera molto rappresentativa. Prima della rappresentazione, dalle 16:30 alle 18:30, la città si animerà con giocolieri, rivocazioni storiche e con la fanfara del Regio Esercito. Presentata la seconda edizione della gara di corsa Venice Beach Trail, che ha una particolarità unica, e cioè quella di svolgersi interamente sulla spiaggia. Tutto è pronto, raddoppiato il numero dei partecipanti e vedrà 1000 protagonisti al via. Cinema, musica e cultura, ma anche tanto sport. Il Lido di Venezia dà il via al suo momento d'oro con la presentazione della seconda edizione della Venice Lido Beach Trail, la corsa di Venice Marathon, fortemente sostenuta anche dall'amministrazione comunale, che domenica 24 settembre vedrà il via circa 1000 partecipanti dopo i 500 dello scorso anno per la prima edizione. Quest'anno noi raggiungeremo penso 1 migliaio di partecipanti nelle due distanze di 11 km e di 5 km. Ricordo che la gara si svolge tutta in un percorso naturalistico bellissimo al Lido di Venezia, con partenza dalla zona del Blue Moon. Mare, corsa e festa in spiaggia saranno anche per quest'anno gli elementi chiave di questa seconda edizione, che farà trascorrere una piacevole e divertente giornata di sport agli atleti e alle loro famiglie in una celebre località balneare, come spiega il presidente di Venice Marathon Piero Rosa Salva. Le 2 gare più lunghe proporranno un percorso molto tecnico ed impegnativo in spiaggia, dune di sabbia, pineta e diga, con diverse tipologie di suolo e ostacoli naturali da superare, mentre la Ali Family Run di 2 km sarà dedicata soprattutto alle famiglie e ai bambini, con gli accompagnatori al seguito, e si svolgerà interamente sulla battigia. Con la collaborazione della società Venezia Spiagge, che gestisce la zona di partenza e arrivo e tutte le spiagge che noi attraversiamo, è stata interpretata questa manifestazione come un giorno di festa e un giorno anche da vivere con la famiglia, con tutti. Quindi l'appello che io faccio
anche per chi magari sceglierà la misura più corta o addirittura la prova della cosiddetta Family Run di 2 km che noi faremo soltanto nel bagnasciuga per i bambini, e quindi veramente cercate di pensarci, perché può essere una bellissima giornata da vivere con la vostra famiglia al mare, al di là dell'aspetto agonistico, ma veramente una giornata splendida in una cornice straordinaria come è il Lido di Venezia. Quindi vi aspettiamo tutti. E con questo invito chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come di consueto alle previsioni meteo. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al meteo. Il vortice ciclonico insiste sull'Italia, forte maltempo e valori termici in picchiata. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 29 agosto. Sul Veneto condizioni fortemente perturbate con piogge battenti, temporali anche forti e non sono escluse grandinate. Verso fine giornata tendenza a diradamento fino all'esaurimento delle precipitazioni. Vento moderato dai quadranti settentrionali, temperature in ulteriore lieve diminuzione, minime sui 14-18 gradi, massime tra 18 e 22 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo coperto con rovesci un po' dappertutto, le piogge saranno da deboli a moderate. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, massime sui 20-22 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà nuvoloso e piuttosto fresco con rovesci sparsi, a tratti anche abbondanti. Concludiamo con le temperature, le minime saranno intorno ai 16 gradi, le massime intorno ai 23 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento a un nuovo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.